No. È ridicolo. No. Buongiorno e benvenuti, ben svegliati, ben ritrovati questa mattina a 7 in punto. Parliamo di menopausa e lo facciamo con Cinzia Polo, che è sì una ginecologa, ma è proprio specializzata nella fase che caratterizza tutte le donne della menopausa, è ginecologa menopausologa. Cinzia Polo è protagonista di alcuni appuntamenti di informazione che si stanno snocciolando a Rovigo nei fine settimana, e quindi noi abbiamo colto l'occasione per avere anche qui in studio, in diretta televisiva, un po' di quelle informazioni che vengono appunto affrontate nel corso di questi incontri. Buongiorno e benvenuta. Lei, grazie, buongiorno a tutti. Menopausa più informate, quindi si parte da un elemento di base: manca l'informazione. Prima ancora che sapere cosa bisogna fare in menopausa da un punto di vista clinico, bisogna essere informate. Certo. Le donne devono essere consapevoli dei mutamenti, delle modificazioni che avvengono in menopausa, anche perché, come sappiamo, oggi l'aspettativa di vita media di una donna è 85,2 anni. Quindi, se consideriamo che l'età media di una donna che entra in menopausa è 50 anni, 51, va da sé che in menopausa trascorriamo un terzo della nostra vita. Quindi è bene essere informate, capire che cosa sta cambiando nel nostro corpo quando ci viene a mancare quella linfa vitale che sono gli estrogeni, che irrorano tutto il nostro organismo. Perché i nostri recettori per gli estrogeni si trovano nei capelli, si trovano nelle unghie, si trovano all'interno del nostro corpo, quindi ci sono delle grandi modificazioni, dei grandi mutamenti, e oggigiorno abbiamo tante cose che possiamo fare, però purtroppo ancora oggi c'è un grande gap. Le donne oggi stanno male, abbiamo delle indagini italiane che ci dicono che il 74,6% di donne sperimenta sintomi importanti della menopausa, variabili, legati alla sindrome geniturinaria, alle vampate, la pressione che si alza, la perdita di massa ossea, quindi sintomi anche importanti, eppure solo il 7,6% delle donne fa terapia ormonale sostitutiva, ma non solo, il 6% delle donne assume fitoestrogeni, prodotti da banco o anche prodotti naturali. Quindi c'è proprio un gap, le donne stanno male ma non si curano. E questo perché? Perché c'è molta disinformazione, c'è tanta paura, c'è poca attenzione anche da parte di noi medici, no? Perché a volte siamo presi da situazioni che ci sembrano più importanti, dobbiamo correre in sala operatoria, fare altre cose, abbiamo poco tempo da dedicare alle nostre pazienti che arrivano con un fardello di vita e quindi arrivano con altre patologie, perché a 50 anni dobbiamo fare i conti con quello che ci portiamo dietro, con la nostra storia, e quindi è importante che queste donne trovino dei riferimenti, perché è una fase della vita che tocca a tutte quante. Però lei vuole sottolineare, se ho capito bene, questo elemento: è una fase della vita che tocca a tutte quante. Sì. Tutte quante più o meno abbiamo una serie di sintomi che lei ha descritto, però non è irreversibile questa sintomatologia. Noi possiamo fare qualcosa per ritornare, per attutire, per riprenderci. Sì. Quindi non è che siccome siamo in menopausa dobbiamo metterci l'anima in pace. No. E vivere quello che ci capita. Infatti il ciclo di eventi che ho fortemente voluto, ed è stato in una fase embrionaria per tanto tempo a causa del Covid e di tutti i blocchi che stiamo vivendo tutti quanti, nasce proprio da qui, dal innanzitutto far chiarezza su quello che possiamo fare, non tanto nella speranza di rimanere giovani per sempre, ma di affrontare, improntare un percorso, un programma
programma di benessere, di salute, no? E quindi cercare di capire che cosa possiamo fare per volerci bene senza avere paura, perché purtroppo ancora oggi abbiamo dei vecchi retaggi culturali, quindi o non si parla di menopausa o si tende a sottovalutare tanti sintomi che in realtà sono importanti perché possono nascondere delle patologie. Per esempio le vampate, cosa vuoi che sia, passa, le abbiamo avute tutte quante, non fa niente, ma non è così. Sì, alle volte magari si è anche indicate di essere lamentose. Esatto, no? Ma non è solamente il disagio, che è anche importante se vogliamo, perché se io lavoro, faccio un lavoro in cui mi espongo al pubblico, anche il fatto semplicemente di arrossarmi e di sudare è ovvio che non è gradevole, no. Ma al di là proprio del fatto estetico, le vampate nascondono, sono la punta dell'iceberg di tante altre patologie. La numero uno sono le patologie cardiovascolari. Ricordiamo che esistono degli studi clinici che ci attestano che se analizziamo le donne che hanno vampate, le donne che non ne hanno, durante il sonno e durante la veglia vediamo un aumento della pressione arteriosa e più la frequenza delle vampate aumenta e persiste nel tempo, più è probabile che il mio sistema nervoso simpatico si destabilizzi e la mia pressione arteriosa resti sui piani alti. Questo cosa vuol dire? Ecco perché esiste la medicina di genere e io insisto sempre tanto in questo. Il ginecologo non deve essere il vostro punto di riferimento per il pap test, ma il ginecologo deve essere il medico di genere della donna. Le faccio un esempio: se io per tutta la vita ho avuto la pressione che si è sempre attestata su valori bassi, tipo 110 su 60, come capita spesso alle donne, e poi vado dal medico e ho una pressione che è 140 su 80, io non sono un uomo, quindi quella pressione deve essere attenzionata perché diventa un fattore di rischio. Il campanellino d'allarme. Esatto. Un altro fattore importante: le donne che hanno più vampate sono più a rischio per poter avere una riduzione della massa ossea e quindi c'è una connessione? Assolutamente sì, perché significa che ho più recettori estrogenici e di conseguenza, cosa sono i recettori estrogenici? Sono un po', possiamo paragonarli a delle serrature, no? Che ovviamente andiamo a stimolare o andiamo a spegnere, e quindi andiamo a stimolare o a spegnere tutta una serie di meccanismi. E quindi le donne, ci sono le fortunate che stanno bene in menopausa, perché abbiamo due categorie: o abbiamo le signore troppo robuste, perché ricordiamoci che nel tessuto adiposo il tessuto adiposo sequestra estrogeni, in particolare sequestra estrone, che è un estrogeno cattivo. Perché? Perché è l'estrogeno che ricircola 1000 volte e quindi può costituire un fattore di rischio in più sia per il tumore al seno che per il tumore dell'endometrio. Queste donne sono più a rischio, però sono le donne che hanno meno sintomi, hanno meno vampate e meno sudorazioni. Quindi è ancora più rischioso perché hanno una situazione asintomatica, certo, ma che potrebbe essere più grave di una situazione con dei sintomi. Assolutamente sì. E quindi comunque una donna va valutata a 360 gradi, però l'importante è essere consapevolmente informate su tutto ciò che possiamo fare. Un altro aspetto che le donne per pudori o per 1000 altri motivi tendono a nascondere sono tutti i fattori legati alla sindrome genitourinaria e quindi a tutti quei disturbi che possiamo correlati anche alla sfera sessuale, ma non solo, la secchezza vaginale, anche l'incontinenza, che purtroppo abbiamo visto ultimamente durante il periodo del Covid. Ho visto con grande dispiacere quella pubblicità molto sgradevole. Esattamente questa cosa, esatto. C'è una pubblicità su come... La gioia dell'incontinenza. Ecco. Esatto. E invece lei ci sta dicendo che si può evitare questa situazione, cioè è paradossale, dovrebbe esserci una campagna di comunicazione atta a prevenire quell'esito. L'incontinenza non deve essere una gioia e soprattutto non è... La maggior parte delle donne pensano che sia una componente dell'età e come tale si debba convivere col pannolino. Non è così e non deve essere così. Allora dobbiamo intervenire prima, soprattutto dobbiamo parlarne, riuscire a
comunicare con il nostro medico senza vergognarci, senza pensare di essere sole a provare quel sintomo. È un sintomo, l'incontinenza ad esempio, è un sintomo condiviso da oltre il 35% delle donne. Dietro all'incontinenza vanno tante altre cose, perché se pensiamo che l'incontinenza può in qualche modo bloccare la mia voglia, ridurre la mia socializzazione, e quindi dietro a questo fatto posso avere anche una tendenza alla depressione, e quindi sto a casa, mangio male, mi alimento male, e quindi dietro a questo ci possono essere di conseguenza tanti altri sintomi correlati. Certo, comunque certo, invalidare la propria vita. Assolutamente sì. Invece lei proprio vuole dire, invece che fare la celebrazione dei pannolini, curiamoci curiamoci prima. E com'è possibile intervenire? Prima. Perché la terapia ormonale sostitutiva è così demonizzata? Quali sono le paure legate? Perché poi la paura del paziente, ma forse anche la scarsa capacità del medico di comunicare l'opportunità di questa terapia. Perché purtroppo la notizia cattiva fa più notizia, no? Sì, Lei lo sa certo, meglio di sì, me. Ecco. Purtroppo. Esatto. Quindi, anche se uno tende a fare un'inversione di direzione, non c'è niente da fare. È rimasto ancora, c'è ancora l'eco di uno studio che è stato condotto in America nel 2002, sono passati più di 20 anni, eppure è rimasta quell'eco della terapia ormonale sostitutiva, come se ce ne fosse una sola, che fa venire il tumore al seno. Le terapie ormonali sostitutive sono tante, non ce n'è una sola, l'importante è quello su cui insistiamo sempre noi ginecologi menopausologi, è la personalizzazione, cioè dobbiamo ovviamente dare un taglio a quella terapia sulla base delle problematiche, delle esigenze, delle aspettative di quella signora. Quindi a seconda di quello che avremo davanti abbiamo tante terapie che sono diverse tra di loro anche per fattori di rischio, e quindi è molto importante avere un'ampia scelta. La paura del tumore al seno si rifà allo studio del condotto così chiamato Women's Health Initiative, condotto in America, uno studio multicentrico che è stato rivisto 1000 volte, addirittura criticato e rivisto dagli stessi autori. Perché? Perché furono arruolate tantissime donne mal screenate, una fascia di età troppo larga, dai 50 ai 79 anni. Non ci sogneremmo mai di dare una terapia ormonale a una donna così grande, donne che avevano già fatto anni di terapia ormonale sostitutiva, le grandi obese americane, le donne ipertese, diabetiche, quindi donne con tanti fattori di rischio, e furono arruolate in 2 bracci ben distinti, un braccio con estrogeni coniugati equini e medrossiprogesterone acetato, che è un progestinico che non si usa più, e estrogeni coniugati equini solamente per il braccio di donne che non avevano l'utero. Che cosa esce da questo studio? Fu interrotto per un aumento dell'incidenza del tumore al seno, che si manifestò solo nel braccio delle donne con estrogeni coniugati equini e medrossiprogesterone. Andando a rivedere negli anni questo studio, uno studio peraltro che fu subito criticato da sicuramente non l'ultimo dei medici italiani, e cioè da Umberto Veronesi, dal grande oncologo, e quindi ha maggiormente importante la sua critica, perché fu ritenuto essere uno studio assolutamente impresentabile, perché aveva dei bias enormi, che sono appunto quelli a cui ho accennato. Quindi il risultato era sfalsato dal target, che era stato completamente errato. Assolutamente sfalsato. Non solo, andando a rivedere quello studio e prendendo in analisi, riducendo il braccio in relazione all'età, analizzando solamente le donne dai 50 ai 64 anni, che cosa emerge? Emerge dopo 10 anni un rischio del 5,1 ogni 1000, vale a dire che dopo 5 anni di terapia le donne erano 5,1 in più su 1000, ma questo dato, che può
non so con che occhio possa essere visto, può anche sembrare significativo, ma preso in considerazione con altri fattori di rischio non ha più valore. Esempio, una donna che fuma un pacchetto di sigarette al giorno avrà 11 casi su 1000 in più, 11 possibilità su 1000 in più di avere il tumore al seno. Quindi però doppio. magari una persona che non fuma, che ha una vita, dice: perché devo aumentare del 5,1% il mio rischio di tumore al seno? Questo io interpreto un po', no? Dunque, allora diciamo paure. questo sì, però io le sto riferendo i dati del Women's Health Initiative con estrogeni coniugati equini, emedrossi, progesterone acetato, che non è più utilizzato in Italia. Questo progesterone, ecco. insomma. Poi dobbiamo anche considerare un altro dato, qual è? È l'incidenza di rischio di tumore al seno oggi in Italia. In Italia oggi si ammalano circa 53.000 donne all'anno rispetto a 5.000 uomini, quindi è un dato enorme. Cosa vuol dire? Che una donna ogni 8 si ammala di tumore al seno senza aver mai fatto terapia ormonale, ok? Quindi questo è un dato assolutamente molto grande. Quelle 8 donne su 1000 significa 0,8 su 100, quindi capisce che stiamo parlando di un dato assolutamente talmente basso, ma stiamo parlando di un dato che va comunque analizzato sotto un'ottica differente. Perché dipende da che tipo di terapia diamo. Esempio, se noi utilizziamo una terapia con il bazedoxifene non è un progestinico, ma è un SERM. I SERM cosa sono? Sono delle sostanze che agiscono in modo selettivo andando ad antagonizzare o a agonizzare gli estrogeni, quindi agiscono o da estrogeno o da antiestrogeno. Per farle un esempio, quando una donna si ammala di tumore al seno, sì, assume, oltre agli inibitori dell'aromatasi, assume il tamoxifene. Il tamoxifene è della stessa famiglia del bazedoxifene. Cosa sta a significare? Che io a quella donna do estrogeni coniugati equini che non hanno alcuna incidenza, e questo ci è stato dimostrato, sulla ghiandola mammaria, assieme a una sostanza che non solo non mi fa venire il tumore al seno, ma il solo fatto di assumerlo mi proteggerà dal rischio del tumore al seno, perché è un antiestrogeno a livello mammario. Quindi bisogna capire che cosa sto assumendo. Una cosa poi assolutamente molto importante da dire è che il tumore al seno oggi è il primo tumore per incidenza nelle donne, ma le donne oggi sopravvivono di tumore al seno perché? Perché a 5 anni c'è una sopravvivenza dell'87% delle donne, e non esiste un altro tumore che ha fortunatamente oggi un indice di sopravvivenza così importante. Il nemico numero 1 delle donne qual è? Il nemico numero 1 delle donne dal punto di vista oncologico è il tumore del colon retto. Le donne che fanno terapia ormonale sostitutiva sono protette dall'incidenza del tumore del colon retto. Quindi quando sono cose che non sono così chiare, perché si pensa sempre, quando il tumore si pensa al seno, tumore al seno oppure ingrasso. Esatto. Quindi estrogeni no, esatto, ingrasso, anche esatto, perché comunque nel passaggio alla menopausa chiunque, sfido, pur mantenendo lo stesso tenore di vita, accumula dei chili che non riesce più a mandarli via, se non lo so. Ma diciamo è un po' molto soggettivo quello, è una tendenza che già c'è un trend di aumento già in premenopausa, perché in premenopausa che cosa accade? Molto spesso non si ovula. Allora, quando noi ovuliamo abbiamo un aumento del progesterone. Il progesterone cosa fa? Ci aumenta di mezzo grado la temperatura corporea. Quel mezzo grado vuol dire calorie che brucio. Quindi in un anno, in premenopausa, quando i miei cicli diventano non ovulatori, si stima che non si brucino circa 9.000 calorie, il che si può tradurre in 1,5 kg, 2, certo, che non è molto significativo, ma diventa significativo. Nel momento in cui uno se lo sente addosso, esatto, associato al gonfiore, associato al malessere. Associato al fatto che magari non vado in palestra perché ho il Covid, c'è il Covid e le palestre sono chiuse. Sì, è tutto un insieme, non è proprio... Esatto.
Quindi che consigli ci può dare, no? Per combattere queste paure? Perché mi sembra di capire che proprio per prevenire altre questioni che magari ci possono saltare fuori certo. a 60 e passanni, ma anche per vivere meglio questo passaggio, che cosa dobbiamo fare, dato che lei ha sottolineato la necessità di una terapia personalizzata. Sì. E allora in questo caso lei anche all'inizio della nostra intervista ha fatto una sottolineatura molto evidente, cioè bisogna essere un medico di genere, cioè ascoltare la persona in tutta la sua complessità. Quindi sì. bisogna che cambiate, non dico lei ovviamente, un po' che il ginecologo cambi l'approccio. Ha un senso anche avere la specializzazione in menopausa, cioè che ognuno abbia un proprio... Non esiste la specializzazione in menopausa, però è una sottospecializzazione, diciamo, che ci si fa individualmente a seconda dei propri interessi, ecco. Però è bene che le pazienti si rivolgano ovviamente le signore, non le pazienti, si rivolgano a dei ginecologi che si occupano in modo specifico di questa fase della vita, o che sappiano ascoltare. Sicuramente sono tanti i ginecologi che sanno ascoltare le donne, ma soprattutto al di là del ginecologo ci vuole la volontà da parte della donna di stare bene e di conoscere, di informarsi e non aver paura di chiedere, di parlare dei propri problemi. Perché ancora... E richiedere, pretendere di essere ascoltate. Perché lei nota nel frequentare, insomma, le signore che vengono da lei un atteggiamento di ritrosia, quasi la menopausa segna una chiusura della femminilità, c'è ancora questo retaggio? Allora, io vedo due tipi di persone: le donne che hanno tanti sintomi e che cercano disperatamente di trovare la soluzione e molte volte non la trovano. Io in tempi di Covid sono diventata un po' un medico social e quindi ho sfruttato questi canali, tengo una rubrica. Dove la possiamo seguire? Quindi, il blog, se ci dà anche qualche indirizzo? Allora, io tengo una rubrica insieme al professor Gambacciani, che è il segretario, è stato per tanto tempo il presidente e ora attualmente il segretario della Società Italiana Nazionale, in Facebook, è un blog di Michela Taccola, dove si parla anche di menopausa, perché è un blog dedicato alle ANTA e quindi al benessere e alla salute a 360 gradi, quindi parliamo di menopausa. Ed è proprio da lì che è nato un po' questo desiderio anche di fare quello che sto facendo, cioè questi eventi dedicati alle donne proprio per l'informazione, perché essendomi sempre dedicata di menopausa non sapevo che fuori esistessero tutte queste donne che in realtà hanno necessità di trovare la strada giusta per andare avanti nella vita. 4 appuntamenti che comunque hanno avuto anche una connessione trasversale sull'essere donna tout court, no? E proprio in relazione anche al 25 novembre c'è un collegamento che spinge, partendo dai propri sintomi, dalla voglia, no, di stare bene fisicamente, si arriva poi scava, si arriva anche al benessere psicologico e quindi magari emergono anche tante frustrazioni non dette, tante situazioni subite e quindi il darsi valore come persona partendo da un benessere fisico può essere anche un primo step per un riscatto della persona. Assolutamente sì, deve essere così e quindi io vorrei che questi incontri che sto tenendo nella mia città, Rovigo, servissero alle donne per rendersi consapevoli che la menopausa è solo un giro di boa e oggigiorno abbiamo tante opportunità di scelta, ma non solamente terapeutica, perché non dobbiamo poi medicalizzare le donne, anche proprio di conoscenza di stile di vita, quindi ci dobbiamo volere un po' più bene a 360 gradi, avere cura e rispetto di noi.
Ma avete organizzato anche una mostra, se non sbaglio, esatto, ad alto impatto, no? Sì, allora l'inizio del mio ciclo di eventi si è intersecato con gli ultimi giorni di una mostra sulla violenza delle donne, come è rivestita, che ho accolto molto volentieri, e quindi la sera dell'apertura degli eventi sulle pareti vi erano esposti gli abiti che le donne che hanno subito violenze indossavano nel momento delle violenze. È stata una mostra molto forte e ho accettato di buon grado, perché io credo fermamente che non vi è solo una violenza fisica, ci sono tante forme di violenza, e tutte le volte che una donna non ha la possibilità di essere resa consapevole di quello che può fare della propria vita, della propria salute, del proprio benessere, o tutte le volte che viene omessa per mille motivi una possibilità di cura, anche questa può essere considerata una forma di violenza. So che ci sono ancora degli appuntamenti, no? Sì. Se vuole dire come, dove, come e come certo, si può allora, partecipare? Certo, per me è un grande onore, perché questi appuntamenti sono patrocinati dall'Ordine dei Medici di Rovigo, dalla Commissione Pari Opportunità e dal Comune di Rovigo. Si tengono nella sala comunale della nuova pescheria in Corso del Popolo a Rovigo, e le date sono domani, venerdì 20 novembre, il 27 novembre e il 4 dicembre dalle 18 alle 20. Domani parleremo delle paure delle donne. Quindi un tema un po' che abbiamo affrontato in questa sede. Esatto, e poi parleremo di quello che le donne non dicono, e quindi come cambia la sessualità, l'incontinenza, la sindrome Che cos'è che una genitale. donna non dice prevalentemente? Dipende dalla donna. Quindi ci sono Dipende dalla donna, e vari... forse dipende dal medico, perché io cerco sempre nel mio piccolo di mettermi nei panni di quella donna, e da donna mi viene forse facile, e quindi di cogliere quello che può essere un sintomo anche non detto. Spesso le donne non dicono, non parlano dei problemi della sindrome genitourinaria, e quindi del dolore ai rapporti, o come dicevamo prima dell'incontinenza, quindi una sessualità che cambia. A volte le donne rinunciano anche alla propria sessualità, e quindi anche questo può comportare problemi. Tutta una serie di problematiche. Perché non sono a conoscenza del fatto che possono fare tante cose per comunque continuare per a stare ritrovare bene, anche da questo punto di vista. Una normalità anche sessuale. Certo. E l'ultimo incontro, quello del 4 dicembre, invece parleremo del corpo che cambia, e quindi un occhio anche all'estetica, l'estetica e il benessere. Che bella questa cosa. Grazie. Il corpo cambia, non invecchia, cambia. Cambia, esatto, e quindi parleremo anche, avremo un chirurgo plastico, avremo il nutrizionista, il preparatore atletico per poterci consigliare qual è la ginnastica più indicata per una donna che cambia. Ma questa rivoluzione, no, di mentalità, che poi è alla base, che è in atto, perché tutto questo tipo di attenzioni sono quasi scottate a 20-30 anni, quando magari effettivamente non ce ne sarebbe bisogno, no? Perché poi c'è questo paradosso che si cerca di essere qualcosa di diverso da sé quando si ha la bellezza della giovinezza, e invece queste sono cose che a 50 e passa anni quasi non hai più l'età, no? Non si dice dal capello lungo a un vestito giovanile, non hai più l'età. Questo Infatti, non hai più l'età, no, è ora terribile, ecco, è ora di cancellare questa espressione. Sfattiamo insieme tutti questi luoghi comuni, sì. Bene, con questo messaggio, per poter partecipare, perché causa norme Covid, un riferimento, causa norme Covid è gradita una prenotazione 0425 460282 e 349 468 5254. Lei è bravissima, al limite a chi volesse può chiamarci in redazione, saremo in grado di darvi delle indicazioni anche da fare da tramite con la dottoressa. Io la ringrazio. Grazie a lei.
sicuramente nel nostro piccolo oggi lei ha dato qualche informazione in più, insomma qualche donna oggi sarà un pochettino più informata, noi stesse siamo un attimo più informate su questo mondo che è la menopausa. Io ringrazio voi per essere rimasti con noi anche questa mattina, torniamo domani mattina alle 7 in punto, gli approfondimenti a cura della redazione di TG7 Nord-Est. Grazie e buona giornata, arrivederci.